Al Bonolis finisce 0-0 tra Teramo Calcio e il Termoli Calcio, un risultato che pesa e che allontana i biancorossi dal sogno di vincere il campionato. Ma andiamo subito a raccontare la partita. Il Teramo, sceso in campo in completo nero con bordi biancorossi, approccia la gara con grande intensità, mentre il Termoli in giallo-rosso si dispone con ordine e atteggiamento prudente. La partita si accende subito, pronti via, il capitano Federico Angiulli prova a sorprendere tutti con un lob da distanza lunghissima, ma la palla termina di poco sopra la traversa. È il segnale di un avvio aggressivo da parte dei padroni di casa. Al quarto minuto arriva una buona opportunità su punizione, Pietrantonio colpisce la barriera, sulla ribattuta è ancora Angiulli a provarci, ma il sinistro finisce alto. Il Teramo continua a spingere, al nono minuto Pavone ha una buona occasione dal limite, ma Iannaccone è attento e para in due tempi. Il Termoli si vede al 12° minuto con Mercuri, ma Torreggiani controlla senza difficoltà. I biancorossi mantengono il pallino del gioco e al 19° minuto Pavone si rende ancora pericoloso con un'azione personale, accentrandosi dalla destra e calciando alto. La chance più clamorosa arriva al 24° minuto sul cross di Salustri. Carpani controlla e si inventa una rovesciata spettacolare che si stampa sulla traversa. Un episodio che fotografa bene la partita, con il Teramo propositivo ma poco fortunato e il Termoli chiuso a difesa del risultato. Al 34° minuto arrivano anche le proteste da parte del Teramo. Borgarello cade in area ma l'arbitro lascia proseguire, tra i dubbi dei padroni di casa. Nel finale di primo tempo, al 47° minuto, il Teramo costruisce un'altra doppia occasione, prima Carpani poi Borgarello che sfiora il palo, si va così all'intervallo sullo 0-0. Nella ripresa il copione non cambia, il Teramo rientra in campo ancora con più determinazione e costruisce subito una buona opportunità con Giambè che serve Carpani, ma il controllo non è preciso e l'azione sfuma. Al 50° minuto arriva forse l'occasione più grande della gara, punizione dalla sinistra di Pietrantonio, pallone perfetto in area ma Giambè non riesce a trovare il tapin vincente. Il Termoli resta in partita e al 57° minuto sfiora il colpo con Colabella, ma Torreggiani si supera e devia sopra la traversa. Il Teramo continua a spingere, al 61° minuto da calcio d'angolo Alessandretti prolunga di testa e Bruni non riesce a indirizzare in porta. Un minuto dopo ancora Angiulli a provarci da fuori con un tiro potente che termina di poco a lato. Con il passare dei minuti i biancorossi alzano ulteriormente il ritmo, sostenuti anche dal pubblico. Al 69° minuto Borgarello calcia largo, mentre al 78° minuto Pavone non riesce a inquadrare la porta da buona posizione, tra le proteste per un contatto su Giambè non sanzionato dall'arbitro, azione questa da rivedere al replay. Nel finale, al 94° minuto, arriva l'ultima occasione per il Teramo, punizione di Pietrantonio e grande intervento di Iannaccone decisivo sul respingere. Sulla ribattuta Mariani tocca con la mano e mette in porta, ma l'arbitro vede tutto e lo ammonisce. Il Termoli non sta solo a difendere, al 98° addirittura la palla per il colpaccio, ma Cancello a tu per tu con Torreggiani manda fuori. Dopo un lungo recupero di 9 minuti arriva il triplice fischio, 0-0 tra Teramo e Termoli, un pareggio che lascia l'amaro in bocca ai biancorossi, protagonisti di una gara generosa e ricca di occasioni, ma incapaci di trovare il gol. È un punto che in questo momento specifico della stagione rischia di pesare nella corsa al vertice.